Stato di crisi in tutte e 7 le province venete. Non ha risparmiato nessuna zona il forte maltempo di lunedì pomeriggio, tanto da convincere il presidente della regione Luca Zaia a dichiarare il provvedimento. Protezione civile e vigili del fuoco hanno passato ore davvero intense dopo il passaggio del fronte perturbato, caratterizzato da un forte vento. È Venezia la provincia più colpita, con 75 richieste di intervento. All'outlet di Noventa di Piave sono volate sedie ed ombrelloni, mentre fra Mestre Venezia e San Giuliano si è rovesciata una barca sospinta dalle folate. Nella Marca trevigiana effettuati una quarantina di interventi per la messa in sicurezza di piante, pali e cornicioni pericolanti fra Montebelluna, Crocetta del Montello, Castelfranco e il capoluogo. Nel Vicentino colpita la zona pedemontana di Schio e Torre Belvicino. Numerosi prosciugamenti a nove e pali e piante pericolose ad Asiago e sull'altopiano. 23 interventi simili anche in provincia di Padova fra Piombino Dese, Cittadella e Galliera Veneta. Le avverse condizioni meteorologiche nel Veronese hanno colpito soprattutto a Caprino, Garda, Legnago e Brentino. Nei pressi delle grotte di Catullo vari natanti in difficoltà. I vigili del fuoco di Rovigo sono intervenuti per un platano caduto nel pomeriggio lungo la strada regionale 433 che ha bloccato a lungo il traffico veicolare. Infine a Belluno i pompieri sono intervenuti per sassi caduti lungo la statale 52 a Santo Stefano di Cadore e Pietrisco lungo la 203 a Gordina.